Per fare una parte del rastrello, il pettine, non viene usato tavolame perché c'è un alto scarto, ma dei tronchi come questi, di acero o frassino. Dal tronco abbiamo ricavato questo pezzo grezzo con la sega nastro. Con questa sagoma abbiamo segnato la prima curvatura sul pezzo grezzo. Con questa sagoma si taglia la seconda curvatura. Dopo questi tagli si ottiene il pettine grezzo, che viene messo a stagionare per una decina di mesi. Per rifinire i lati del pettine si usano questi due stampi su una fresa d'albero libero. Dall'estello si ricavano questi pezzi grezzi che poi diventeranno i denti del rastrello. Per fare i denti dei rastrelli si usa tavole di frassino. Una volta mio nonno invece adoperava il corniolo, un legno molto resistente. Il dente del rastrello viene fatto in 3 lavorazioni: la parte conica, il collare e la testa. Questa macchina, che fa 3 lavorazioni del dente, la parte conica, il collare e la testa, è stata brevettata da 2 artigiani del paese, su consigli di mio nonno. Mio nonno una volta con questi 3 utensili creava i denti. Con il trapano a colonna foriamo il pettine per poi inserire i denti. Con la foratrice viene fatta la mortasa, un pezzo dell'incastro dove viene inserito il manico. I manici dei rastrelli vengono fatti con tavole di frassino, faggio oppure tiglio perché siano più leggeri. Con la prima trafila si ottiene la parte cilindrica del manico, mentre con la seconda si ottiene la parte conica. Questo tornio accoppiativo serve per fare la parte superiore del manico, che noi chiamiamo palotta. Adesso si procede alla finitura.